Oh, well, everybody said about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner. Allora, ricapitolando.
E rieccoci in diretta a Pizza Pie, la nostra dietologa, che chiediamo se la pizza fa bene o fa male. Beh, la pizza io la consiglio. Brava. Consiglio, chiaramente. Quando si deve mangiare? A pranzo, a cena? Allora, solitamente per appagare l'animo e lo spirito, oltre che il corpo, la consiglio sabato-domenica. Poi diciamo anche che la pizza è il cibo più facile da consumare durante il sesso, dico bene. Dai, ancora! Durante. Siamo entrati davvero in una categoria trash. No, qui devo farla la domanda, devo farla. Dica. Non chieda da quanto tempo. Non mi dica. No, non chieda da quanto tempo non vede, insomma, l'azienda di cui parla. La domanda. Ma come fa uno a mangiarsi la pizza e contemporaneamente a farla? Scusa, ma ieri sera che facevamo? Nega! Vergogna! Poi vedrai. Adesso Ho tutto documentato io. No! Ma che? E noi ora entriamo invece su tutt'altra faccenda, tutt'altra questione narrativa, ma narrativa che è nelle pieghe della nostra storia recente. Entriamo infatti in un romanzo che si intitola Amen, scritto da Antonio Ferrari, che prende le mosse dall'attentato, niente poco di meno che dall'attentato a Giovanni Paolo II da parte di Mehmet Ali Agca. Ed è in onda con noi l'autore, Antonio Ferrari. Benvenuto in diretta, Ferrari. Buonasera a voi. Allora, buonasera Ferrari. Ecco, questo libro per l'appunto l'attentato al Papa, che però possiamo già dirlo subito, non è solo un romanzo di contorno all'attentato al Papa, ci sono anche degli intrighi, delle storie del Vaticano che sembrano anche fare eco a quelle moderni. Quindi prima di entrare nella trama ci dica anche dalla sua esperienza giornalistica cosa dovremmo sapere del Vaticano per poter interpretare questo genere di vicende, dalle più drammatiche, ma passiamo anche agli ultimi scandali, Vatilix. Ecco, che ambiente è il Vaticano? Che genere di intrighi ci sono? Che fazioni? Che si mangia? Io credo di essere credo di aver studiato un pochino queste vicende, averle seguite, ma mi rifaccio immediatamente a quello alle dichiarazioni, a quello che ha detto il Papa. Difatti questo è un libro che ho voluto, io non do giudizi perentori assoluti, però mi rifaccio a quello che ha detto il Papa. Il Papa Francesco, un personaggio straordinario che abbiamo la fortuna di avere come Papa, al quale ho dedicato il libro, ha detto una frase che mi ha molto colpito appena poco dopo essere diventato Papa, essere stato nominato Papa, a un giornalista che gli chiedeva: Santità, ma perché vive a Santa Marta e non nel Palazzo Apostolico, nel Palazzo del Vaticano? Sì. E lui ha risposto con una frase molto sibillina ma interessante: per ragioni psichiatriche. Ora, ciascuno può giudicare come crede. A me è parsa una frase molto significativa, e tutto quello che è accaduto dopo con Francesco lascia pensare che ci siano state delle cose che non andavano, anzi noi l'abbiamo sempre sospettato all'interno proprio della Chiesa. Cose che non andavano e che forse oggi per la prima volta vengono alla luce, vengono dichiarate e denunciate pubblicamente. Prima si nascondeva, c'era la vergogna, no? Queste cose non si dicono. Quante volte abbiamo sentito questa dichiarazione: non si dicono, e forse è sbagliato anche sospettarle. Io credo che quello che ho cercato di raccontare, la mia è una storia che parte da lontano, dalla voglia di cambiare la Chiesa da parte di alcuni giovani religiosi, sia uomini sia sacerdoti che sorelle, che vogliono cambiare perché capiscono che c'è qualcosa che non va. Siamo ancora ai tempi di Giovanni XXIII. E poi la Chiesa passa attraverso tante fasi, la fase finanziaria economica che lambisce e inquina proprio il Vaticano. Poi c'è la storia della pedofilia, dei preti pedofili e anche delle violenze che vengono fatte soprattutto
così in tanti paesi, si pensi all'America, alle violenze che vengono fatte sui seminaristi, ecco, eccetera. uno dei suoi personaggi, Ferrari, è appunto stato vittima di uno di questi episodi di violenza. Perché l'ha voluto inquadrare in questo modo, cioè inserire un trauma che è diventato una questione sociale all'interno del vissuto di un personaggio che poi sarà un punto di vista nella storia? Ma certo, perché lui viene aggiunto ai personaggi chiave proprio per la voglia di uno dei pontefici. I papi di cui parlo soprattutto sono due, Giovanni XXIII e Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, che sono i due grandissimi papi, e questo personaggio americano, giovane prete americano, che subisce una violenza, come è stato raccontato anche recentemente su vicende analoghe. Ma la tua domanda, cioè, mi ha molto colpito, perché in effetti è un romanzo, ma è un romanzo molto tangente alla verità. Difatti, quando nella mia esperienza di giornalista ho seguito l'inchiesta sull'attentato al Papa, sono andato a Sofia, sono andato a Istanbul, eccetera, e ho raccolto alcune dichiarazioni molto importanti. Nella fascetta del libro c'è una dichiarazione che mi fece il nunzio apostolico a Sofia, cioè in Bulgaria, nel paese dove si diceva che fosse nata quella pista bulgara, che allora sembrava logica, dei servizi segreti bulgari. La pista comunista, la pista sovietica, io un po' il mondo comunista lo conosco, e mi sembrava che a me all'inizio la cosa più logica possibile, ma talmente logica che qualche sospetto mi è venuto. Non ho mai creduto alle verità ufficiali, o meglio, le verità ufficiali vanno bene se poi si confermano verità, ma le verità ufficiali vanno sempre messe in discussione. E quello che mi disse il nunzio apostolico a Sofia, gli dissi: ma allora secondo lei chi ha voluto colpire Giovanni Paolo II? E mi rispose chiaramente, anche se il mio nome nel libro è diverso dal mio naturale, perché è un romanzo, e lui mi rispose: a volte. Ecco cosa succede quando si parla di Vaticano. Bastava dirlo, Francesco, bastava dirlo. Io l'ho detto in diretta un sacco di volte. Basta che tu mi mandavi un WhatsApp a proposito di giornata. Francesco ha trovato la soluzione a tutti i problemi. Tè verde a tutte le ore e abbiamo risolto tutte le piaghe. Bastava dirmelo, Francesco. Marco, non fare quella intervista sul romanzo contro il Papa, e io non la facevo. Non ha fatto a tempo, era preso a vedere. Lo stesso vale Dio, anche tu. Tu sai oggi la battaglia che sto combattendo io. E anziché, dico io. Dio! Se ci sei, fulmina! No, fulmina lui! No. Svesti vedi! Si sveste da sola. Vabbè, adesso vediamo se riusciamo si svestirà qualche volta, no? Dietro. Giustamente, dove piscina, no? Da qualche luogo, dal dottore al medico. Dal dietologo ci si spoglia. Sì. Hai capito? Comunque, allora ricordiamo ai servizi vaticani che ci stanno ascoltando, non c'è bisogno di farci cadere la linea, basta che ci dite che non volete che facciamo certe intese. No, bisogna mettere dei filtri. Qui in Vaticano tutto bene. Adesso cambiamo un po' registro. E così Antonio Ferrari, un romanzo fantasy di cose che non sarebbero mai successe e non succederebbero mai, cioè un intrigo al Vaticano. Eccoci di nuovo, Ferrari. Eccomi qua. Ecco. No, ma io mi auguro che non siano. Il mio purtroppo è un telefonino che spesso ha avuto dei problemi, anche perché sono 50 anni che faccio il giornalista e ne ho passate un po' di cotte e di crude, sia in Italia e allora che la all'estero. procura, il telefono sotto controllo, Cadelarino ogni tanto. Vabbè, ma se è solo la procura, vabbè, non la possiamo. È come se fosse un amico, Ferrari, no? Pensi, ecco, il poliziotto che sente tutte le sue conversazioni ormai la conosce più di qualunque amico, e genera questi effetti collaterali indesiderati che cade la linea. Quando magari ha un interlocutore al telefono di quelli, sa, un po' appiccicosi, che la tirano lunga e si vede, no? Consentite,
Se avete un minutino ve ne racconto una che mi è capitata. Ci mancherebbe, prego Ferrari. Tanti anni fa in Israele, io ero là a passare Capodanno, come mi è capitato tante volte, ho seguito il Medio Oriente per oltre 30 anni, e una volta era proprio per Capodanno, avevo intervistato Simon Wiesenthal, che è quello che andava a cercare i nazisti, i criminali nazisti, e niente, allora mi sveglio al mattino del 1° gennaio, avevo passato una sera simpatica per la fine dell'anno, e decido di fare il mio articolo e di mandarlo al giornale. Allora non c'erano i telefonini e si mandavano. Meno male che non c'erano i telefonini, mi lasci dire. Si stava molto meglio, meno male. A un certo punto io comincio a dettare e la cosa buffa è questa, che chiamo il Corriere e comincio a dettare, parlo con una dimafonista come si usava allora, e lei scambia qualche parola con me. A un certo punto io stavo dicendo i personaggi che questo stava inseguendo, Simon Wiesenthal, che era a passare le sue vacanze in Israele, e la cosa buffa è questa, che io sento la voce di donna e parlo con la mia collega dimafonista, solo che interviene una voce d'uomo e dice: può ripetere per favore? Grande il Mossad. No, il Mossad è più discreto. Il Mossad è gentile. Confesso che all'inizio pensavo, dico, magari ieri sera per Capodanno ho bevuto un bicchiere in più, ma era un po' strano. E quando alla seconda domanda questo ha ripetuto, la mia collega a Milano mi ha chiesto: ma Ferrari, ma allora, ma chi è sto qua? Io dico: ma allora sei una donna? E allora lei si è scoppiata a ridere e lui è intervenuto e mi ha detto: mi scusi, sa, questa è la censura, volevamo ascoltare. E dico: ma guardate che stavo in... Che gentili. Però è bellissimo. Ma averceli così. Abbiamo visto i film, il Mossad efficacissimo, come Fantozzi. Ma è gentilissimo questo agente del Mossad, ma lo vorrei anch'io uno che mi intercetta così, che ogni tanto dice la sua, no? Ma se poi alla fine si è ritirato. Ma tornando alla Ferrari, faccio dire una cosa, questa è civiltà, perché quando vediamo i brogliacci delle intercettazioni ci sono un sacco di omissis perché non si capisce. Allora ripetete, così sappiamo bene cosa state dicendo. Vabbè, scusi, andiamo avanti. Scusi, comunque, devo scrivere la relazione dalle... Un solo secondo. Ma ci mancherebbe, ci scusi lei Ferrari, perché ci ha suscitato il riso. Fu proprio Giovanni Paolo II a farmi sapere, quando ero andato a Sofia nel 2002, quindi tanti anni dopo, e mi fece sapere attraverso il suo addetto stampa che voleva dire una cosa importante. Sì. E lui disse al presidente bulgaro: non credo, non ho mai creduto e non crederò mai alla pista bulgara. Allora, mettendo assieme tutte queste cose, ho capito che la spiegazione più logica, non ho certezze assolute, ma è un sospetto più che fondato, era che i bulgari non c'entrassero niente. Allora chi c'entrava? Forse un comitato d'affari, dove c'erano di mezzo 'ndrangheta, Banda della Magliara, altri gruppi criminali e probabilmente alcune importanti aderenze in Vaticano. Questa è la chiave. È più o meno la chiave. Ecco, Ferrari, contestualizzando in quegli anni, io provo a dirle dei grandi eventi geopolitici e lei poi mi dirà se sono collegabili, se c'entrano, in che modo oppure no. Il caso del crack della Banca Vaticana, lo sciopero a oltranza di Solidarnosc in Polonia, che dura più di un anno e che immaginiamo qualcuno avrà finanziato, e le trame che vedono forti continuità degli apparati dello Stato con la mafia, con la Banda della Magliara che lei ha già citato. Questo è un triangolo che può raccontare la storia del suo romanzo, oppure anche qui c'è degli errori, insomma, secondo lei, delle intuizioni sbagliate? Purtroppo c'è molto di vero e forse di non assolutamente vero, ma di probabilmente vero. E uso questo avverbio perché conoscendo un po' le storie italiane, le storie di questo nostro paese straordinario ma con grandi problemi, mi fa pensare. Io quello che vi posso dire è che il crack
più che altro più che il crack della Banca Vaticana, che non ha avuto crack, ma il crack dell'Ambrosiano ha avuto delle conseguenze. Ve lo dico con un dolore profondo, perché io sono al Corriere della Sera da tanti decenni, sono al Corriere della Sera da quasi 47 anni, e ho quindi vissuto tutte le fasi, e ho anche vissuto il momento in cui dalla finanza laica, come avevamo la famiglia Crespi e poi Agnelli, Moratti, si è passati a una finanza cattolica già inquinata. E purtroppo la finanza cattolica erano i soldi del proprietario che occupò il Corriere della Sera per alcuni anni, cioè Roberto Calvi, che era un massone piduista. I soldi erano dello IOR, erano della Banca Vaticana, e poi Michele Sindona, il famoso banchiere di Dio, altro personaggio della P2, e dietro c'era il burattinaio Licio Gelli. Purtroppo nel nostro giornale abbiamo vissuto questo periodo molto ma molto nefasto perché ha toccato proprio il nostro onore, la nostra credibilità. Non credevamo possibile che un grande giornale, il più grande giornale d'Italia, potesse essere inquinato fino a questo livello. Voglio dirvi una cosa, il nostro leader sindacale Raffaele Fiengo, che fece molte battaglie, e un giorno Raffaele Fiengo incontrò Spadolini che chiaramente Fiengo non amava, non riamato da Spadolini, perché Spadolini era stato mandato via dal Corriere per dare spazio a Piero Ottone. E quando Spadolini, molto ormai leader politico e ormai molto vicino alla sua figlia, incontrò Fiengo, gli disse: vede Fiengo, lei esagerava. Io l'ho sempre pensato che lei esagerasse. Il problema è che oggi mi tocca dirle che lei non esagerava per eccesso, ma esagerava per difetto. Purtroppo il Corriere della Sera è stato per un po' di tempo nelle mani di personaggi veramente vicini alla malattia. E da questo punto di vista è anche una pericolosità incredibile, perché il Corriere della Sera, con la credibilità del Corriere della Sera, in queste mani avrebbe rischiato davvero anche, insomma, di poter favorire quella che è stato il grande fantasma degli anni di piombo, la svolta autoritaria. Esatto, ma io credo di aver raccontato nel libro, e nel libro ce n'è gran parte, è proprio l'amicizia di un personaggio come Giovanni Paolo II, che era stato un grande papa, con Sandro Pertini, cioè il più laico presidente possibile, e fu lui a imporre, dopo lo scandalo della P2, un direttore del Corriere limpido come Alberto Cavallari. Però possiamo anche dire che, come direbbe Spadolini, poteva andare anche peggio. Avete rischiato di averci Ricucci e i furbetti del quartierino al Corriere, o era ancora peggio quello che è stato? Come non ho capito. Io ricordo di Ricucci e i furbetti del quartierino che tentarono la scalata al Corriere. Sì, come dire, questi arrivarono molto dopo. Allora c'era la P2, bisognava sconfiggere quella P2, e la P2 allora fu sconfitta. Questa è la prima risposta. La seconda, quando mi parlate di Solidarnosc, è verissimo che Solidarnosc fu finanziata, aiutata anche dal Vaticano e anche, diciamo, da personaggi polacchi vicini a Wojtyła, e soprattutto dall'America e soprattutto dal Vaticano. Però ecco perché mi è parso tutto estremamente paradossale, perché in effetti la pista bulgara era la cosa più logica, e cioè i russi, i sovietici volevano colpire Solidarnosc. Solidarnosc stava in piedi grazie a questi finanziamenti.
non si poteva toccare la Polonia perché la Polonia, un polacco è molto piuttosto, parlo della popolazione, della tempra generale, sì, anche al Papa. E allora si va a cercare il paese così, il paese più disponibile a fare tutte le porcherie che voleva l'Unione Sovietica. E allora la Bulgaria era perfetta, solo che il problema non è la perfezione di una trama o di un complotto, è il fatto che questa percezione di questo complotto probabilmente non solo era soltanto una percezione, ma era, diciamo, la ricerca del colpevole perfetto. E ahimè, da quello che ho potuto capire attraverso tanti anni di lavoro, prima di andare all'estero e di occuparmi di politica estera, fu che purtroppo questa è una fake news. Una prima fake news, insomma. Ferrari, il nostro tempo se n'è finito, ma noi la ringraziamo di questa chiacchierata. Aspettiamo un attimo che ricordiamo bene. Il romanzo si chiama Amen, edito da Chiare Lettere di Antonio Ferrari, giusto? Vi ringrazio davvero. C'è una presentazione tra poco o no? Sì, ho già cominciato una a San Marino, poi c'è stato uno sciopero e abbiamo dovuto lievemente rinviare le altre, ma adesso tra un paio di giorni si comincia con varie presentazioni. Milano sarà il 28 al Piccolo Teatro. Il 28 al Piccolo Teatro, Amen, romanzo di Antonio Ferrari. Ma a che ora? A che ora sarà? In effetti hai ragione, alle bravo. 17:30. Qui siamo un po' come, insomma, lo stereotipo dei carabinieri. Fortunatamente c'è il maresciallo Procaccini che mi ha aiutato, altrimenti l'ascoltatore stava al piccolo. Insomma, per Vasco Rossi si fa, anche per Antonio Ferrari, però se sappiamo l'orario è meglio. Grazie mille Ferrari. Grazie a voi. Grazie mille. Non gli abbiamo chiesto cosa mangiano i papi. Cosa mangiano Lo i chiediamo papi? a te, cosa deve mangiare un papa? L'ostia. Beh, a parte l'ostia. Noi andiamo nel blasfemo. Mamma mia, ma oggi non posso dire niente. No, oggi Buschi. Oggi busco. Buscopan. Cosa mangiano? Il peperoncino di Soverato? Non penso. Chi può dire? Perché non può dire? Ma perché la cucina? Quello che quello è Italo Argentino, secondo me mangia bene. Mangia bene. Sì, dai, il Vaticano mangia bene. ma si mangia tutto, bene. mangia bene. Anche il peperoncino del Soverato. Ormai abbiamo creato un mostro. Sì. E rivestiti che non era vero che eri porno jihadista. Abbiamo creato un mostro. Salutiamo e ringraziamo Giuseppina De Lorenzo. Vi ricordiamo il suo di libro, Nutri bene il tuo corpo oggi, Amen, edito Nutri bene il tuo corpo oggi, È l'effetto del tè verde. il retroscena della dieta di Mehmet Taliachka. Esatto. Che sarà presentato il 28 Da Michele Sindona, che salutiamo e che abbiamo avuto in diretta. Sai cos'è il teatrino? Il teatrino. Non lo sai. Teatro. Non si spogliano al teatrino. Madonna, per la cultura generale di difettare. Il teatrino, Giulio dalla regia, il teatrino lo conosce? E ce lo vuoi spiegare o devo farlo io? È troppo lunga, mancano 10 secondi alla pubblicità. No, non mancano 10 secondi, manca un minuto. Dai, 10 secondi. lo dico io. Ma manca un minuto. Il teatrino prima che 10 secondi. il teatrino adesso non c'è più a Milano, dove si esibiva Cicciolina ai tempi d'oro. Tu queste cose le devi sapere. Tu basta con YouPorn, Pornhub. Io non guardo quelle cose. La cultura su queste cose. Grazie a Luca Procaccini, grazie a Giuseppina De Lorenzo. Nutri bene il tuo corpo oggi per non curare la tua malattia in futuro, edito da Booksprint. Il 28 al teatrino. Il classifica generale dell'Affezio Giro: Riccardo Avarese in testa con 10, secondo Ivan 75 con 7, terzo Gianluca da Portsmouth e Alexandra da Anguillara con 5 e tutti gli altri a ruota. Noi ci sentiamo tra poco con il calcio e con quello che è successo oggi alla Camera dei Deputati. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo
Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Le dichiarazioni del capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, durante l'intervista rilasciata a Mix24, condotto da Giovanni Minoli. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Lì subentra c'è una carica morale o moralistica, un fare un mestiere che non è nostro. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Noi vediamo cose gravissime, molto spesso non riusciamo ad avere le prove, non riusciamo ad avere le prove di chi le ha
passati in vantaggio grazie al gol di Nils Lido, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes, Jonathan Nieto riparte, è proprio lui in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. Ed eccoci con la nostra finestra sul calcio, sempre a cura della redazione di Carta Canta Web, sempre con Vincenzo Matrone che è in onda con noi. Benvenuto Vincenzo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, siamo entrati davvero in un tour de force calcistico. Ieri abbiamo archiviato la rimonta della Juve con l'Atletico Madrid. Oggi è già ora di parlare di Inter, perché tra 3 ore, anzi meno di 3 ore, al stadio di Milano, l'Inter affronta un avversario molto spinoso secondo i pronostici, ossia l'Eintracht di Francoforte. Che partita sarà, Vincenzo? Allora, diamo subito una comunicazione di servizio a chi abita a Milano, che San Siro è tutto bloccato, perché le forze dell'ordine hanno bloccato il piazzale, e quindi chi si trova da quelle parti che non deve vedere la partita gli conviene fare un altro giro. Detto ciò, e non ci abita soprattutto. Non ci abita. Detto ciò, è una partita molto insidiosa perché l'Inter ci arriva incerottata e con qualche problema che già sappiamo, un po' di spogliatoio, un po' di Cardi che metà incerottato e metà chiamiamo svogliato, non è il termine esatto, però ne abbiamo parlato ampiamente, insomma, no? Un po' a corto di forze, di ossigeno e con una testa al derby, perché poi ricordiamoci che domenica sera c'è il derby. Quindi per l'Inter diventa una partita insidiosa. In più dalla Germania sono venuti tantissimi tifosi a sostenere la squadra tedesca. Ecco, 16.000 dalla Germania possono fare la differenza secondo te, Vincenzo? No, perché sono tantissimi tifosi dell'Inter, a volte fanno la differenza perché nelle prime partite di Europa League spesso si lascia lo stadio vuoto e in quei casi può fare la differenza, ma in questo caso sono numerosi anche i tifosi dell'Inter, sono tantissimi che accorrono a sostenere in questo momento la squadra come hanno fatto tutto l'anno, perché c'è da dire che i tifosi dell'Inter sono rimasti sempre molto vicini alla squadra. Allora, è arrivato un momento un po' difficile per l'Inter. Allora, Eintracht Francoforte, una squadra sicuramente non irresistibile ma insidiosa secondo molti osservatori. Qual è la tua opinione? È una squadra che ha la straportata dell'Inter. Se l'Inter non avesse i problemi che abbiamo elencato un secondo fa, è una squadra che non dovrebbe creare nessun pensiero. Certo, se ti ritrovi con Politano unica punta e Skriniar a centrocampo, i problemi nascono con chiunque in questo momento. Quindi è questa un po' la situazione. Mentre tra poco, tra meno di un'ora, si giocherà un'altra gara che ha un po' meno di suspense, perché l'andata è finita 3-0 per il Napoli però che va a Salisburgo, insomma, a chiudere la pratica. Diciamo un passaggio di rito oppure ci sono, cioè, è una partita insomma dove si va belli tranquilli, no? 3-0 all'andata. Io penso di sì, anche perché il Napoli ha la testa all'Europa League, adesso è l'unico obiettivo del Napoli, sì, guardandosi un pochino alle spalle dal Milan, però comunque l'unico obiettivo del Napoli è l'Europa League, quindi penso che la concentrazione principale è quella. Poi mister Carlo Ancelotti in Europa è un mister navigato e sa come affrontare queste gare. E il Salisburgo, diciamo, non è nemmeno l'Eintracht Francoforte, è ancora più, diciamo, abbordabile. No, ma poi no? il Napoli è comunque una squadra che negli ultimi anni si è sempre comportata bene, anche con Sarri, magari non in Europa, però è una squadra che gioca bene a calcio. E quindi insomma da questo punto di vista potremmo dare archiviata anche questa analisi. Ecco, per chiudere invece con una domanda più complessiva, domani parleremo di campionato, quindi restiamo in Europa con quest'ultima domanda, Vincenzo. Ecco, la Juventus ora attende il suo sorteggio, quali sono secondo te gli elementi di forza che si porta a casa dalla sua rimonta e quale può essere l'insidia dopo che si fa un'impresa di questo tipo? Guarda, sono
purtroppo tutte fantasie di noi giornalisti, cioè la Juve non è né più forte né meno forte della partita giocata con l'Atletico Madrid. La Juve ha giocato molto male a Madrid e ha perso 2-0, ha fatto una gran bella partita, un miracolo sportivo, ha vinto 3-0. E io le perplessità che ho sulla Juve rimangono, perché comunque non è vero che ho visto una Juve forte atleticamente, ho visto un Atletico Madrid che è rimasto nei suoi 30 metri e quindi non ti ha fatto spendere energia. Quindi l'intero campionato, dove la Juve nonostante ha 20 quasi punti di vantaggio sulla seconda, non l'ho mai vista tanto brillante, e a me non piace né salire sul carro dei vincitori per poi scendere, perché questo sali e scendi non convince. A me la Juve ancora, sarò blasfemo, però non convince ad altissimi livelli, perché ripeto, devi giocare un calcio più veloce, più potente, più 90 minuti sia andata che ritorno, perché adesso poi arrivano le squadre come il Barcellona e compagnia bella. Si vedrà il sorteggio, la Juve è fortissima, si ritorna al discorso, sono 7 campionati, 8 campionati che vince, ma chiunque della panchina della Juve farebbe il titolare nelle altre squadre italiane, quindi uno corre in moto, l'altro corre a piedi, e quindi vince chi corre in moto. Per invece entrare nella dinamica psicologica, e poi ci salutiamo Vincenzo, abbiamo detto una vittoria così sicuramente si dice fa bene al morale, non c'è però il rischio di una specie, diciamo, di complesso di titanismo a questo punto, dopo che sei riuscito a fare questa cosa, un eccesso di sicurezza? Non so se esiste, ecco, lo chiedo a te. Sì, è già successo lo scorso anno, perché ricordiamoci che lo scorso anno la Juve dopo 10 minuti vinceva col Tottenham 2-0 e poi si è fatto rimontare 2-2 in casa quasi perdendo. Poi è andata a vincere in Inghilterra, una partita difficile, e è stata anche un pochino fortunata. Cioè, la Juve non può permettersi di fare tutte le gare così, sbagliando una partita e pensando che poi a casa le recupera. È un concetto sbagliatissimo, non se lo può permettere. Ha i giocatori forti per vincere la Champions come le hanno gli altri, deve cambiare l'atteggiamento, che è un atteggiamento sbagliato, ma la Juve non è che gli manca l'atteggiamento mentale, secondo me gli è mancato un po' di forza fisica e brillantezza a Madrid, non sono andati svogliati, ecco, questo è la mia opinione. Questo è il punto. Volevo fare prego, figurati. Una piccola presentazione prima del derby. C'è il Primavera, un ragazzo del Milan che sta giocando veramente bene e continua a segnare, oggi ha fatto 2 gol con il Milan, ha un cognome un po' impegnativo perché si chiama Maldini. Quindi terza generazione. Questo ragazzo sono 7-8 partite, io l'ho visto, tra l'altro batte le punizioni molto bene, è un regista di centrocampo, chiamiamolo un trequartista, e io lo seguo da quando era bambino per via di conoscenze in comune, quindi ha fatto tutta la trafila dei pulcini del Milan, e niente, secondo me ne sentiremo parlare in un futuro prossimo. Ovviamente in maglia rossonera, non voglio immaginarlo da nessun'altra parte. Non si può vendere, non è patrimonio. Non si può vendere, non c'è la clausola 100, 200, non si può vendere. No, il patrimonio inventariato, come gli armadietti, le sedie, le cose, anche lui non si può vendere. Grazie mille Vincenzo Matrone. Buon pomeriggio a tutti. E noi entriamo invece nello spazio dedicato al Parlamento. Qui Parlamento. Adesso grazie per deputato Molinari. Numerosi. Oggi siamo qua per presentare una proposta di legge di iniziativa del gruppo della Lega, di cui sono primo firmatario e che ho steso insieme con la collaborazione della Presidente della Commissione Attività Produttive Barbara Saltamartini, che è qui con noi, che parte da una vicenda molto nota, che è la vicenda della Pernigotti, tema che ha occupato il dibattito negli scorsi mesi, che lo occupa ancora adesso, dato che la situazione non è chiusa, perché quella vicenda ha manifestato all'opinione pubblica italiana un problema che abbiamo nel nostro tessuto economico e soprattutto che ha la politica per cercare di tutelare le eccellenze produttive che ci sono in Italia. Cioè il fatto che oggi non ci siano strumenti per evitare
che ci siano delle delocalizzazioni che portano alla chiusura di stabilimenti storici, mantenendo però allo stesso tempo la proprietà del marchio. La vicenda Pernigotti è una vicenda esemplare, perché nonostante il lavoro del Mise, nonostante il lavoro del governo, nonostante l'intervento diretto del Premier Conte, che ha dimostrato tutta l'attenzione politica che c'era su questa vicenda, non c'è stato uno strumento politico che ha garantito il fatto che la multinazionale turca che ha rilevato la Pernigotti e che è detentrice del marchio accettasse qualsiasi forma di accordo con altre imprese che erano disponibili, in primis la Sperlari, ma ce ne sono state tante, ad acquisire lo stabilimento di Novi, a patto che ci fosse anche il marchio. E quindi questo che cosa comporterà nei fatti? Comporta nei fatti che quello stabilimento oggi è in cassa integrazione e che si sta facendo un percorso per la reindustrializzazione, ma svincolata dalla proprietà del marchio, che rende il tutto molto più difficile. Con questa legge noi vogliamo fare in modo che situazioni di questo tipo non capitino più, che non sia più possibile in Italia che multinazionali straniere o imprese da qualsiasi parte del mondo arrivino, acquistino dei patrimoni industriali italiani, dei marchi storici industriali di grande qualità, dopo qualche anno chiudano gli stabilimenti in Italia, mantenendo però il marchio che è garanzia di qualità in quanto garanzia di Made in Italy. Con questa legge questo non potrà più succedere, perché quello che prevediamo è che tutti i marchi storici, cioè quelli che hanno più di 50 anni e che hanno un particolare valore sociale, territoriale e economico, vengano registrati presso il Mise, ci sia quindi un elenco dei marchi storici di alto valore industriale e produttivo, e nel caso in cui il detentore del marchio faccia calare la produzione in quello stabilimento fondativo oppure chiuda quello stabilimento a fronte di aperture in altre parti d'Italia o del mondo, perda l'utilizzo del marchio. E quindi il marchio vada in capo allo Stato, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, che avrà poi modo, con delle procedure che verranno definite, di ricontrattare, trovare altri imprenditori, altre industrie interessate, acquisire lo stabilimento che è stato chiuso, quindi lo stabilimento originario dove nasce l'azienda, nel territorio dove nasce l'azienda, insieme al marchio. Quindi operazioni di delocalizzazione selvaggia, grazie a questa proposta di legge, non potranno più essere fatte. Quindi questo è a grandi linee lo schema. È una proposta che ha lo scopo di seguire quello che è il tracciato della Lega in politica economica, quella che è la battaglia che stiamo facendo da tempo. Tornare a rimettere al centro la politica, i diritti sociali, i diritti dei lavoratori rispetto alle logiche del mercato globale che purtroppo dimostrano in vicende come quella della Pernigotti tutta la loro crudeltà e tutto il problema che senza un controllo politico, senza una politica che può in qualche modo determinare le vicende economiche, non si crea giustizia sociale, non si crea tutela dei lavoratori. Soltanto con questo tipo di interventi, quindi soltanto tornando a riappropriarci del nostro ruolo come Parlamento e come politica, possiamo contenere lo strapotere del libero mercato, lo strapotere delle multinazionali e garantire le eccellenze italiane. Qui Parlamento. Ne avete sentito le parole di Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega a Montecitorio. Ora sentiamo proprio sullo stesso tema anche Matteo Salvini, che si è per l'appunto espresso nella medesima occasione. Io ringrazio il gruppo della Lega che mette a disposizione del governo, tramite il Parlamento, che spero analizzi e approvi in fretta questa proposta di legge, uno strumento di difesa del Made in Italy delle aziende italiane. Perché se uno volesse pensare male, nel caso dei cioccolatini Pernigotti, potrebbe pensare che questa multinazionale turca, come hanno fatto altre multinazionali, voglia produrre in Turchia per poi rivendere in Italia col marchio italiano finto Made in Italy. E quindi noi vogliamo difendere con le unghie, coi denti e con delle leggi di buon senso le aziende italiane, gli artigiani italiani, i produttori italiani, le eccellenze italiane. Cioè di farti il cioccolato in Turchia, metti Made in Turchia grosso come una casa sull'etichetta, cosa che oggi l'Europa impedisce, e di questo riparleremo dal 27 maggio in poi, perché la battaglia della Lega va avanti da 10 anni per l'etichettatura obbligatoria dei prodotti, e questo sarà una delle nostre prime preoccupazioni quando andremo al governo dell'Europa, perché gli equilibri che verranno fuori a Strasburgo e a Bruxelles in commissione dal 26 maggio ovviamente rimetteranno al centro il lavoro e la tutela del lavoro e dei marchi storici. Negli anni passati c'è stato un enorme shopping sotto costo di aziende italiane a cui i governi di sinistra hanno assistito senza muovere un dito. Marchi storici italiani che hanno portato l'eccellenza italiana nel mondo ormai sono di proprietà di multinazionali straniere che continuano a spacciare per Made in Italy quello che Made in Italy non è. A noi interessa che il consumatore sappia che cosa compra
cosa che oggi non è permessa. Ad esempio, sempre nel nome del libero mercato, che è il caos globale, l'unico elemento che può servire a chi va a comprarsi un pesce, che è la data di pesca di quel pesce, non c'è, non ci può essere. Ti dicono in quale porzione dell'Oceano Atlantico è stato pescato e chi se ne fotte, ma non ti dice quando è stato pescato. E quindi evidentemente ci sono regole europee che avvantaggiano i grandi e danneggiano i piccoli. Noi partiamo da questa azienda, da questo marchio storico piemontese, però da nord a sud ce ne sono altre decine di marchi storici che, se fosse in vigore questa legge, avrebbero ancora i macchinari in funzione, gli operai al lavoro e i prodotti sugli scaffali dei negozi. Quindi è una proposta, come diceva Riccardo, sia il Premier Conte che il Ministro Di Maio su questo hanno fatto il possibile e l'impossibile. Purtroppo l'Italia non ha una norma di legge che costringa le imprese a fare quello che dovrebbero fare. E poi vediamo se con questa multinazionale turca siamo in grado di ragionare in altra maniera, toccando altri tasti. Se ci sono domande, vedo che la giornata è ricca di eventi perché siete in tantissimi qua, e quindi io rispondo ovviamente a quello che riguarda il cioccolato, i cappelli, il pesce, le scarpe, i ventagli. Eventualmente poco altro, prego. Allora, Lanfranco Palazzolo, Radio Radicale, volevo chiedervi questo. Allora, non ritenete che sia un po', diciamo, troppo tardi per i cosiddetti marchi storici italiani? Negli ultimi anni sono stati ben 130 i marchi che abbiamo perso, adesso lo dico per approssimazione, e ritenete che però, diciamo, questa proposta io non l'ho vista, quindi sono ignorante da questo punto di vista, non possa impedire ad altri gruppi, diciamo, tra virgolette, stranieri all'interno dell'Unione Europea di fare quello che ha fatto la Turchia? L'obiettivo ovviamente non è ledere il libero mercato, se uno dalla Finlandia, dalla Groenlandia o dal Cile ha interesse a investire in Italia, è il benvenuto. Se vuoi continuare a usare quel marchio storico che è un valore aggiunto, devi mantenere la produzione in Italia. Se poi vuoi aprire nel nome della Pernigotti o della Borsalino 3 aziende in Cile, 2 in Russia e 3 in Cina, visto che è di moda, liberissimo di farlo. Devi mantenere la produzione in Italia per conservare il marchio storico italiano. Tardi? Sì, sicuramente tardi. Noi purtroppo siamo al governo da 9 mesi, e quindi se fosse stato proposto e approvato 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni fa, probabilmente alcune di queste aziende oggi avrebbero gli operai al lavoro. Però meglio tardi che mai, mettiamola così. Questa tutela del Made in Italy in qualche modo si lega alla vicenda della Cina. Lei è soddisfatto delle rassicurazioni che ha dato Conte? Io mi alzo soddisfatto la mattina a prescindere. Da Ministro dell'Interno è mia esclusiva e totale competenza garantire la protezione della sicurezza e dei dati sensibili degli italiani, quindi se ci sarà solo il lontanissimo dubbio che certe acquisizioni e certe presenze possano compromettere la sicurezza nazionale, dal Ministero dell'Interno ci sarà un secco no. Sono assolutamente a favore dell'apertura di nuovi canali di esportazione e di fatturazione per le nostre imprese. Io sarò il 7 aprile all'inaugurazione del Vinitaly a Verona, il 9 aprile all'inaugurazione del Salone del Mobile a Milano, e quindi è chiaro che nuovi mercati sono fondamentali per le nostre imprese. Altro paio di maniche è permettere la penetrazione in Italia di potenze straniere che tramite quella penetrazione poi possano condizionare l'economia e la politica italiane. Faccio un esempio a caso: guardiamo, anzi guardate, come giornalisti sicuramente più attenti e più esperti di me, le conseguenze sull'economia greca dell'acquisizione cinese del porto del Pireo, con quello che ne è conseguito in termini di condizionamento e di presenza. Io, prima di permettere a qualcuno di investire sul porto di Trieste o sul porto di Genova, ci penso non una, ma 50 volte. Se ci fosse un investitore americano non avrei nessun problema e direi di sì domani mattina, e ci stiamo lavorando, ognuno con le sue competenze. Se c'è investimento da parte di una potenza che ancora ovviamente sovrappone l'economia alla politica, che non è una potenza di libero mercato, anzi è formalmente ancora un paese in via di sviluppo. Pensate alla follia dei trattati internazionali, la Cina è un paese in via di sviluppo,
e quindi non penso che ci sia una competizione ad armi pari in questo momento all'interno del WTO, e quindi ogni investimento, soprattutto in settori strategici, dalle infrastrutture fisiche a quelle delle telecomunicazioni, non deve essere analizzato una ma 50 volte, quindi ci vuole estrema prudenza. E noi con estrema prudenza ci salutiamo, ci sentiamo domani a partire dalle 16:30 con Rebelotto. Ora vi lascia Stefano Graziosi e al suo comeback.